Buongiorno a tutti, gentili signore e signori, cari colleghi. Lascio la parola subito a Janie Enders, ma prima vorrei ringraziarla, cara Janie, per essere venuta da così lontano. Hai fatto un grande sforzo per essere qui oggi per Tiziano e per noi. Posso presentare Janie adesso solo con poche frasi, perché citare tutte le sue importanti ricerche riciccherebbe senz'altro l'intera giornata. Ecco quindi solo alcune parole chiave. Janie Enders è professore emerito presso l'Università di Melbourne, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue eccellenti ricerche e per me personalmente è significativo il suo importante contributo su Giorgione, The Painter of Poetic Brevity. E siamo molto curiosi, Janie, al tuo libro su Giorgione e Dante che deve riuscire presto. Prima di tutto vorrei ringraziare i curatori del convegno, Claudio Strinati e Claudia Bertling-Biagini, per l'invito a partecipare a quello che si annuncia come un importante dibattito. Per citare le loro parole, l'obiettivo di questo incontro è accendere i riflettori sul momento del massimo cambiamento nel linguaggio artistico del Carolino, sotto l'impressione della pittura romana del pieno Rinascimento e sotto l'influsso dell'antichità. Ciò non potrebbe accadere se il simposio si tenesse a Venezia o altrove. Negli 8 mesi trascorsi a Roma, Tiziano realizzò per i fanesi capolavori che non hanno ricevuto l'attenzione che meritano, anche se sono tra le sue opere più importanti. Può darsi questo sembra ovvio, ma non è tenuto così da tutti. Per esempio, ci sono alcuni studiosi, per esempio Charles Hope, che negano persistentemente che Roma abbia avuto qualche importanza per Tiziano. Probabilmente le opinioni di Hope e altri saranno smentite finalmente dagli illustri studiosi che presenteranno oggi la loro ricerca. Quanti anni aveva Tiziano quando andò a Roma? A differenza di Giorgione, che adesso sappiamo le sue date di nascita e morte, dobbiamo ancora trovare la data di nascita di Tiziano per essere sicuro, ma era avanti negli anni. Durante il suo soggiorno romano, Tiziano subì alcuni cambiamenti stilistici e questo per un uomo della sua età già qualche cosa. L'esperienza romana lo fece ripensare il suo stile. Tiziano introdusse nuovi materiali nei suoi dipinti come lo smalto e utilizzò vari strati di finitura che sembra aver variata a secondo dei committenti. Un tentativo di definire lo stile di Tiziano dopo 1540 si trova in un articolo della National Gallery di Londra. Questo è un articolo scritto da Jill Dunkerton e i suoi colleghi e può darsi anche Mattias Vivo che qui oggi aveva qualche cosa da fare con questo articolo. E l'articolo è basato su esempi di quadri di Tiziano a Londra, Cambridge, Edinburgh, per nominare alcuni. Sentiremo molto scoperte tecniche nei documenti presentati oggi e gli esempi saranno fra i più importanti dei musei italiani. E probabilmente alla fine possiamo fare un comparazione fra le cose che gli inglesi hanno trovato e voi italiani. Come ha suggerito Miguel Fanemier, Tiziano iniziò a provare entusiasmo nel dipingere diverse versioni delle sue composizioni a Roma. Per citare esempi ovvi, cominciando con la Danae. Inseguendo Silvestro del Piombo, iniziò a dipingere più cose dello stesso soggetto. Il ritratto diviene sempre più importante per lui. C'era una nuova sensualità nelle sue opere, come ha dimostrato Salvatore Setis. Solo alla fine del Quattrocento gli artisti inizieranno a rifigurare Danae come partecipante attivo all'atto sessuale, invece di restare virtuosamente addormentata come aveva fatto nel Medioevo. Tiziano non lascia spazio a fraintendimenti, raffigurando Danae con l'attenzione interamente concentrata
sul Dio. Si tratta di uno dei più vigorosi ritratti papali della storia dell'arte, nonché il primo in assoluto di Papa Paolo III, eseguito da Tiziano. Prima di introdurre i relatori nella sezione mia, ho una novità australiana di presentarvi. Se Roma è lontana da Venezia, Melbourne è ancora più lontana. Non posso resistere la tentazione di portare alla vostra attenzione un ritratto di Tiziano entrato nella collezione della National Gallery di Victoria nel 1924, un po' di tempo fa. È stato molto poco studiato, ma è un ritratto di grande qualità. Non è datato, ma probabilmente risale alla fine dell'epoca romana o poco dopo. Il personaggio ritratto è ancora sconosciuto. Alcuni anni fa tentai di identificare il soggetto con il ritratto perduto del confessore di Tiziano e dell'Aretino. Il confessore era un frate francescano di simpatie luterane, Fra Corrado di San Nicolò della Lattuga, e ho cercato a lungo nell'archivio di Stato di trovare una sua biografia. Ma nel 2005 il nostro restauratore a Melbourne, Carl Willis, ha fatto un restauro del dipinto e scoprì che la cintura non era un cordone francescana, bensì di cuoio, con una fibbia che corrisponde a un tipo agostiniano. Allora il nostro francescano è diventato un agostiniano nel restauro. Adesso si cerca ancora la vera identità dell'agostiniano. La provenienza della pittura è Publio Podio, il noto mercante e restauratore bolognese che avesse modificato il dettaglio della veste. Almeno questa è la nostra ipotesi. Qui c'è la cintola, la dettaglia, che è molto, se si pensa del famoso quadro di Piero della Francesca nel Museo Paul di Pezzoli, vedo la direttrice emerita qui oggi, non c'è dubbio che questo è un agostiniano. E non l'abbiamo inventato questo per il Papa, ma l'abbiamo... è una cosa che è venuta fuori naturalmente. Un'altra possibilità è Feliciano da Chioggia, menzionato una lettera di Aretino nel giugno 1549. Anche lui è altrimenti sconosciuto e non so se lui fu un agostiniano o no. I riferimenti nelle lettere dell'Aretino archeici ritratti da Tiziano ci fanno capire quanto sia andato perduto. E non posso resistere neanche farvi vedere la copertina del mio prossimo libro che uscirà il 2 di dicembre e avremo un risultato di una collaborazione con la Biblioteca Palatina del Vaticano. E qui sul lato destro c'è un elenco dei saggi delle persone che hanno contribuito a questo libro. E faremo una presentazione globale dall'Istituto Italiano a Melbourne con l'assistenza del Vaticano e anche con i nostri bravi australiani. Intitolato Giorgione Dante and the Sydney Incunable, perché, come probabilmente voi sapete benissimo, abbiamo trovato per caso nella biblioteca dell'Università di Sydney un esemplare della Commedia di Dante che ha un disegno di Giorgione e un'iscrizione che dà per la prima volta le date della sua nascita e morte. Allora abbiamo portato questo libro al Vaticano e per 6 settimane è stato esaminato. Sono bravissimi, come voi sapete meglio di me, e questo libro farà un riassunto di queste cose. E in più abbiamo un contributo australiano del Synchrotron di Melbourne che ha esaminato il disegno molto bene fino in fondo per la prima volta un'analisi di questo tipo. Sulla copertina abbiamo fatto un paragone fra il disegno che si vede qui a destra e poi il disegno sottostante della direzione dei Magi della National Gallery di Londra. Studiando, io l'ho riconosciuto quando l'Università di Sydney mi hanno detto che hanno trovato questa cosa, che probabilmente hanno visto il nome di Zorzon, che potrebbe essere Giorgione. Ho riconosciuto subito che questo fu molto vicino al
alle relazioni dei Magi della National Gallery, ho mandato un'email a Gabriele Finaldi e ai suoi colleghi, Mattias, che è qui anche, e l'hanno mandato un nuovo immagine dell'infrarosso. Ma io trovo che la comparazione è molto vicina. Sarà pubblicato il 2 dicembre e probabilmente si può comprare sull'Amazon. Basta con le novità australiane. La prima parte di questo convegno si intitola Trasformazione e 3 relatori proporranno interpretazioni innovative della biografia, cronologia e iconografia di Tiziano. Professor Marco Ruffini della Sapienza di Roma, autore di numerosi saggi, fra cui Art Without an Author, Vasari's Lives and Michelangelo's Death e anche un libro su Giorgione più recentemente, è uno dei più autorevoli storici dell'arte su Vasari. E oggi parlerà un testo, La vita di Vasari, di Tiziano, che è importantissimo per capire il nostro soggetto. Poiché questo simposio riguarda Tiziano nella mezza età, mi chiedo se il professor Ruffini, che sta analizzando la vita di Tiziano di Vasari, esaminerà l'impatto che Tiziano potrebbe aver avuto su Vasari quando Vasari aveva 31 anni, durante la sua prima visita a Venezia di 9 mesi. Come voi sapete benissimo, Vasari era il scenografo per i Sempi Eterni, una compagnia patrizia che aspirava a rimanere eternamente immortale. Vasari era responsabile della scenografia per La Talenta di Pietro Aretino, una commedia audace su una cortigiana romana durante il carnevale. Un personaggio nella commedia di Aretino, il veneziano Messer Vergolo, vanta davanti al pubblico che Tiziano e Sansovino erano tra gli amatori di Vasari. E cito: certo, mi si avvisa che un messo Giorgio Vasari di Arezzo, di età di 35 anni, mi sbaglio e aveva soltanto 31, ha fatto una scena e un apparato che il Sansovino e Tiziano, spiriti mirabili, ne ammiravano. E mi chiedo quale fu l'impatto che Tiziano aveva su Vasari quando ha scritto la sua vita e per il contenuto veneziano della prima edizione. Allora diamo il benvenuto a Ruffini, al professor Ruffini. Grazie a Claudia Biagini, a Claudio Strinati e tutti i colleghi e amici che hanno organizzato questa importante giornata. Grazie a Jenny Anderson perché non era certo una introduzione d'occasione, anzi molto ricca, e credo sia la prima volta che mi sia stata fatta una domanda prima anche della relazione e magari si cercherà di rispondere dopo molto volentieri. Il titolo, vedete, c'è una piccola variazione importante, ecco Tiziano ed è il veneziano a Roma nelle vite di Vasari. Nella seconda edizione delle vite, Vasari racconta che nel 1546, invero come sappiamo nell'ottobre del 1545, Tiziano giunse a Roma e che Alessandro Farnese, che lo aveva invitato, affidò proprio a lui il compito di fargli da guida per la città. E venuto l'anno 1546, chiamato dal cardinale Farnese, andò a Roma, dove trovò il Vasari che, tornato da Napoli, faceva la sala della cancelleria al detto cardinale, perché essendo da quel signore stato raccomandato Tiziano esso Vasari, gli tenne amorevol compagnia in menarlo a vedere le cose di Roma. Vasari ricorda che Tiziano fu accolto magnificamente e alloggiato al Belvedere e dice che dopo aver dipinto il ritratto di Paolo III coi nipoti, che piacque molto, quei signori, cioè ovvero i nipoti Alessandro, Ottavio e i notabili della corte farnesiana, gli chiesero di dipingere per il Papa un Cristo dal mezzo in su in forma di ecce homo. Ma quell'opera, scrive Vasari, fu giudicata dagli intendenti non al livello eccellente dei suoi ritratti. Forse fu il paragone con le cose dei grandi maestri romani, aggiunge Vasari, a sminuire il valore di quella prova. E così,
riposato che si fu Tiziano alquanti giorni, gli furono date stanze in Belvedere, a ciò mettesse mano a fare di nuovo il ritratto di Papa Paolo intero, quello di Farnese e quello del Duca Ottavio, i quali condusse ottimamente con molta soddisfazione di quei signori, a persuasione de quali fece per donare al Papa un Cristo dal mezzo in su in forma di ecce homo, la quale opera, o fusse che le cose di Michelagnolo, di Raffaello, di Pulidore ed altri l'avessero fatto perdere, o qualche altra cagione, non parve ai pittori, tutto che fusse buon'opera, di quell'eccellenza che molte altre sue e particolarmente i ritratti. Da quel che dice Vasari, l'ecce homo non sortì l'effetto sperato, non soddisfece le aspettative che il suo aveva creato l'arrivo di Tiziano, confermava anzi i suoi limiti. Tiziano era un pittore insuperabile nei ritratti, ma non in grado di competere nel campo universale della pittura dominato dai grandi maestri romani. Conosciamo bene quanto sia pregiudiziale la critica di Vasari sull'arte veneta nella seconda edizione delle Vite. Quel che dice dell'ecce homo è rafforzato dal passo successivo sulla Danae, un dipinto che giudica eccellente ma senza disegno, e rimanda anche all'introduzione molto importante della biografia di Tiziano, in cui Vasari evidenzia i limiti della pittura veneta a partire da Giorgione, evocando anche in questo caso il confronto con Roma. I pittori veneti, dice Vasari, non conoscono il disegno e altro modo di migliorare il modello naturale perché non hanno visto, cito, Roma né altre opere di tutta perfezione. L'ecce homo di Tiziano per Paolo III è perduto, ma rimane la versione del Prado, che può darci un'idea, anche se solo ipotetica, di quella romana. Tiziano donò questo dipinto a Carlo V quando si recò ad Augusta nel 1548, ma come suggerisce Miguel Falomir, l'aveva dipinto durante il suo soggiorno romano. Ora, quest'unica versione superstite di due opere di uguale soggetto dipinte nello stesso momento a Roma fa intendere che, contrariamente a quel che dice Vasari, Tiziano dovette essere soddisfatto del risultato. Vi ha anche delle copie, una copia ad Aretino, un'altra al Cardinale di Granvelle, ma soprattutto suggerisce la possibilità che Vasari, descrivendo il dipinto perduto, abbia omesso un'informazione fondamentale, ovvero che fosse, come l'ecce homo del Prado, un dipinto a olio su ardesia. Si tratta solo di un'ipotesi, ma l'utilizzo di questa tecnica, che rappresentava una novità per Tiziano, spiegherebbe molte cose, prima di tutte perché egli decise di affidare a un dipinto di soggetto devozionale di dimensioni modeste il terribile di competere all'interno dell'agguerrito contesto romano. Le rivalità tra gli artisti, come sappiamo, erano feroci. L'arrivo di Tiziano, pregato più volte dai Farnese di scendere a Roma, non poteva non avere creato scompiglio, esacerbando contrasti già esistenti. Il suo arrivo dovette impensierire lo stesso Vasari, che era approdato nella cerchia farnese col compito di dare prova di sé nella sala dei 100 giorni. L'Aretino ricorda la circostanza, lo abbiamo visto, ma non fa trapelare molto di più nelle Vite, dove figura solo come accompagnatore, guida del pittore. Ma è significativo che riporti la nota storiella su Perin del Vaga. Ci dice, in entrambe le edizioni, che Perino, saputo dell'arrivo di Tiziano a Roma e della falsa notizia che gli sarebbero state assegnate alcune scene della Sala Regia a sua concorrenza, sparì dalla circolazione. Ne stette a casa per uscire di nuovo solo quando seppe che Tiziano era partito. Con questa frecciata a Perino, forse Vasari parla anche di sé, cioè del suo stato d'animo di allora, è difficile dire. Ma certo è che Vasari non poté non ricordare, anche a distanza di molti anni, quando scrisse la seconda edizione delle Vite, che il soggiorno di Tiziano a Roma coincise col suo quantomeno parziale insuccesso nella Sala dei 100 giorni. Le critiche al grande affresco furono diverse, ma più di tutte dovette pesare quella di Alessandro Farnese rivolta ai ritratti. Il cardinale è restato contento, scrisse Paolo Giovi a Vasari il 18 dicembre 1546, ma vorrebbe ben li ritratti migliori. I ritratti. Vasari nelle Vite
nella descrizione della Sala dei 100 giorni, fa capire quanto importanti fossero. In ogni scena ce n'è uno di Paolo III e scena dopo scena di tutta la corte. Farnesi avevano già avuto modo di apprezzare le doti ritrattistiche di Tiziano, ma la critica del cardinale cade quando tutti esaltavano a ragion veduta le prove che di queste doti Tiziano aveva lasciato a Roma, dove era arrivato, ricordava Giovanni della Casa, anni prima, per ritrarre tutti fino alle gatte. Il confronto dovette, e qui forse è l'unica risposta che posso dare ora alla domanda di Jenny Anderson, il confronto dovette essere anche più dolente se si considera che Vasari aveva appreso a Venezia l'arte del buon ritratto e che aveva pensato di spendere a Roma quel che là aveva imparato. Su questo c'è un saggio di Federico Giglio di prossima pubblicazione che enfatizza l'importanza dell'attività ritrattistica di Vasari a Venezia nel suo soggiorno del 41. Ma ancor più di Vasari, l'arrivo di Tiziano dovette preoccupare il suo rivale naturale a Roma, cioè Sebastiano del Piombo, anche lui veneziano e allievo di Giorgione. Era stato Sebastiano, nel lontano anno del suo arrivo, nel 1511, a portare a Roma le novità della pittura veneziana moderna, a mostrarne le sue caratteristiche salienti, ma anche i suoi potenziali sviluppi in armonia col gusto romano, fortemente sollecitato, come è noto, dalla competizione con Raffaello e dall'appoggio di Michelangelo. L'arrivo di Tiziano rimetteva tutto in discussione, il confronto tra la pittura veneta e romana, chi fosse il migliore dei pittori moderni e non ultimo il miglior allievo di Giorgione. Sul rapporto tra Sebastiano e Tiziano ci sarebbe molto da dire e attendo con grande interesse l'intervento di Costanza Barbieri. Nelle vite si legge che Sebastiano aveva espresso su Tiziano lo stesso giudizio di Vasari. Aveva detto che Tiziano era un pittore eccellente nell'imitazione della natura ma senza disegno, a cui avrebbe giovato studiare le opere moderne di Michelangelo e Raffaello e le statue antiche. Passo rimane sospetto, ma il rapporto tra Tiziano e Sebastiano fu certamente più conflittuale che amichevole. Due lettere che Pietro Aretino scrive a Tiziano durante il suo soggiorno romano, da queste due lettere si capisce che la loro vecchia amicizia con Sebastiano si era incrinata. Nella prima del gennaio 1546 Aretino scrive a Tiziano di non aver gradito la risposta di Sebastiano ai suoi saluti, che gli aveva portato unicamente per una certa caritade della maestà antica. E nella seconda, di pochi giorni dopo, aggiunge: altro non so dirmi circa la frateria di Sebastiano, per il che non mi tiene più in memoria se non che in lo scordarsi ch'io gli son stato fratello, mi dimentico che gli fusse mai virtuoso. Ora, tornando all'Ecce Homo per Paolo III, il confronto con Sebastiano rafforza l'ipotesi che il dipinto fosse, come la sua opera gemella finita in Spagna, una pittura su ardesia. Per questa ragione, oltre che per lo stile michelangiolesco della figura, Falomir ritiene che il dipinto per Carlo V sia stato eseguito nella città papale. L'uso dell'ardesia era, infatti, come è noto, un'invenzione di Sebastiano, attestata a partire dal 1530. Dei dipinti che Sebastiano realizza su pietra ricordo ovviamente la Natività della Vergine di Santa Maria del Popolo, la pala di marmo peperino commissionata nel 1530, finita nel 32, che completava la decorazione raffaellesca della Cappella Chigi, la Pietà di Ubeda, ora al Prado, su ardesia, che Ferrante Gonzaga aveva commissionato a Sebastiano nel 1533 per donarla al potente segretario di Stato dell'imperatore, a Francisco Los Cobos, e il ritratto di Clemente VII di Capodimonte, voluto proprio su pietra dal pontefice, lo sappiamo da una lettera di Sebastiano a Michelangelo. Sull'invenzione di Sebastiano abbiamo anche la lettera dell'8 giugno 1530 in cui Vittorio Soranzo, appena arrivato a Roma, da Venezia, informa Pietro Bembo a Venezia che Sebastiano aveva trovato un nuovo segreto per dipingere a olio su pietra. È una delle prime cose che comunica, diciamo, con Bembo e con la città natale. La lettera fa capire che a Venezia si parlava con orgoglio campanilista dei successi di Sebastiano a Roma e delle sue pitture su ardesia come delle straordinarie novità. Ma la lettera fornisce anche un'informazione puntuale e preziosa, ovvero che Sebastiano, per mostrare questa novità al Papa, aveva dipinto un'immagine di Cristo. Ne ha fatto una immagine di Cristo e
et alla mostrato a nostro Signore. Anche in questo caso l'opera è perduta, ma certo la figura dipinta da Sebastiano è un precedente fondamentale per l'Ecce Homo destinato a Paolo III. Michael Hirst ha segnalato, peraltro, sulla base di una copia su tavolo ora a Palazzo Pitti, che indubbiamente è tratta da un modello di Sebastiano, che la figura presentata a Clemente VII possa essere stata anch'essa un Ecce Homo. Ed è una ipotesi che viene rafforzata dalla scoperta dell'Ecce Homo su tavola ora in asta per Doroteum. Ringrazio pure Maria Cristina Paoluzzi per l'immagine, convincentemente attribuito da Costanza Barbieri a Sebastiano, collegato agli inventari vaticani del 1525. Ora, la fortuna iconografica dell'Ecce Homo in questo arco di anni deriva dalla spiccata predilezione degli spagnoli per le figure di Cristo a mezzo busto, rafforzata dal favore di Carlo V per l'immagine salvifica di Cristo sin dalla campagna d'Africa. E seppure è vero che al momento del suo arrivo a Roma Tiziano è il pittore di riferimento dell'imperatore, anni addietro, cioè al tempo della lettera di Soranzo, era Sebastiano il pittore che godeva maggiormente dei favori della corte asburgica. Per i notabili spagnoli a Roma dipinse immagini devozionali di Cristo a mezza figura, come le due versioni del Cristo Portacroce del Prado e dell'Ermitage, destinate agli ambasciatori imperiali in città. La prima, questa del 1516 circa, per Hieronimo Vic i Valterra, e la seconda, eseguita tra il 33 e il 36, per Fernando da Silva, il conte di Cifuentes, successore di Vic. La competizione di Tiziano con Sebastiano era iniziata dunque prima dell'arrivo del Cadorino a Roma, forse già nel 1535, quando Federico Gonzaga, in concorrenza con Ferrante, che per lo Scobos si era, come detto, affidato a Sebastiano, chiese a Tiziano di dipingere una figura di Cristo da donare all'imperatore, altro dipinto perduto che però sappiamo fu consegnato da Tiziano a Carlo V ad Asti nel 36. Sarebbe comunque riduttivo considerare il caso dell'Ecce Homo per Paolo III solamente in rapporto a Sebastiano e al gusto spagnolo che si impose a Roma dopo il sacco, senza chiamare in causa il mondo degli intendenti, cioè il giudizio dei pittori romani che Vasari ricorda esplicitamente nel passo citato. Nella lettera Bembo, Soranzo esalta della pittura su Ardesia la durata del materiale. Dice che fa la pittura poco meno che eterna. Ma si tratta di un dato principalmente retorico, da leggere nel contesto del paragone, cioè esprimeva l'idea di una ideale fusione della pittura con la scultura a vantaggio della prima. L'Ardesia, come sappiamo, in vero è un supporto molto fragile, anche molto difficile da trasportare. Credo che la Pietà di Ubeda pesi forse un quintale, insomma, sono tavole fragilissime e pesantissime. L'aspetto più rilevante del segreto di pingere, cioè trovato da Sebastiano, riguarda propriamente la possibilità del medium di sviluppare le caratteristiche salienti della pittura naturalista, di ottenere speciali effetti inediti, di potenziare quella corrispondenza letterale e metaforica tra materia pittorica e incarnato che era identitaria della pittura veneta. La sperimentazione di Sebastiano è eloquente da questo punto di vista, ma lo è anche l'Ecce Homo del Prado, dove Tiziano è riuscito a rendere della figura di Cristo perfino la porosità della pelle. Negli anni precedenti all'arrivo di Tiziano, questi aspetti tecnici perseguiti nella pittura lapidea da cavalletto sono sperimentati anche nella pittura murale. Il punto di riferimento è ovviamente la Cappella Borgherini di Sebastiano, felice esempio di una tradizione di esperimenti segnata da molti più fallimenti che successi. Ma importanti sono state anche le due figure della giustizia e della cortesia, della comitas, che Raffaello dipinse a olio nella sala di Costantino prima di morire. Qui si vede un dettaglio della giustizia, dell'angolo dedicato alla giustizia. Come ha sottolineato Hirst, furono queste pitture a sollecitare l'impresa di Sebastiano. Mi sembra tuttavia chiaro che la scelta di Raffaello sia stata comunque ab origine condizionata dal confronto col veneziano. E visti
i risultati straordinari delle due figure, viene da pensare che solo la morte del pittore di Raffaello abbia impedito che la grande pittura romana si sviluppasse in questa direzione. Per certo sappiamo che Sebastiano, in modo poco elegante, subito dopo la morte di Raffaello, si offerse per completare la decorazione della sala, sbandierando il fatto di essere l'unico competente per farlo. Fu a quel punto che gli allievi di Raffaello, Giulio Romano e Giovan Francesco Penni, forse proprio per il timore di essere sostituiti da Sebastiano, decisero di continuare il lavoro ritornando alla tradizionale, romanissima pittura a fresco. In questo arco di anni si aprono dunque due vie nella pittura murale, una di matrice nord-italiana che sperimenta il legante a olio e una tosco-romana ortodossa che persevera nella pittura a fresco. Significativamente, come ricorda Vasari, Sebastiano cercò di convincere Michelangelo a dipingere il Giudizio a olio. Il rifiuto del maestro ruppe il sodalizio tra i due. Ciò voleva dire che la via seguita da Michelangelo rimaneva romana, senza concessioni al naturalismo nord-italiano, e che Sebastiano, fino a quel momento nell'ombra di Michelangelo, intendeva affrancarsi, recuperando i valori fondativi della pittura veneziana. La rottura del loro rapporto è simbolica di quella contrapposizione tra naturalismo e idealismo nella pittura romana che riemerge con maggiore evidenza all'inizio del nuovo secolo. È noto, ma forse non si sottolinea mai abbastanza, il fatto che l'unica pittura murale nota di Caravaggio nel Casino Ludovisi è una pittura a olio su muro, e che la Cappella Contarelli è anch'essa a suo modo il frutto di un'ardita sperimentazione. Caravaggio decise di dipingere le storie di San Matteo su grandi teleri delle stesse dimensioni delle pareti della cappella, cioè una soluzione alla veneziana che a Roma non si era mai vista, da leggere in rapporto ai tentativi coevi di trasporre i risultati della pittura a olio su ampie superfici murarie. Federico Zuccari, come noto, vide in quelle pitture il pensiero di Giorgione, su questo è stato detto tantissimo, ma si può aggiungere in merito agli aspetti tecnici dell'opera che fu Giorgione il primo artista a sperimentare con successo la pittura a olio su muro. Vasari ricorda che Giorgione aveva dipinto un riquadro a olio sulla facciata di Ca Soranzo a Campo San Polo e aggiunge nella seconda edizione che questa pittura era ritenuta un miracolo dell'arte dagli intendenti. Per inciso è il palazzo dello stesso Vittorio Soranzo che descrive con entusiasmo le pitture su ardesia di Sebastiano. Quando Tiziano arriva a Roma, la pittura a olio su muro e lapidea era e sarebbe rimasta una tecnica identitaria della pittura veneziana. Questo deve essere tenuto di conto nel valutare l'ipotesi che il Lecce Homo per Paolo III fosse un dipinto su ardesia, cioè ovvero che fosse molto di più di un quadro d'occasione, soprattutto più importante di quello che fa intendere Vasari. In rapporto a questo contesto, le cui istanze della pittura naturalista sono vivacemente discusse a confronto con la maniera romana, è significativo, tornando a Vasari, che l'Aretino non critichi Tiziano nella prima edizione delle Vite. Sì, nonostante insomma, è noto, no, che non riserva qui al pittore veneziano il privilegio di una biografia che invece aveva concesso a Michelangelo, ma nulla, il profilo dell'allora insomma ancora giovane Tiziano è nettamente positivo nella prima edizione. Invero, quando Vasari inizia a scrivere le Vite, il che accade poco dopo il suo incontro con Tiziano a Roma, le sue idee sulla pittura sono molto vicine a quelle del veneziano. Nella lettera Varchi, Benedetto Varchi del 12 febbraio del 1547, Vasari fornisce una definizione della pittura in linea con la teoria e prassi artistica nord-italiana, in linea con quello che scrive Castiglione nel Corteggiano e con la tradizione pittorica naturalista che da Giorgione arriva al Cadorino. Non solo, ma in un passo della stessa lettera, dove ricorda che il bravo pittore deve anche saper dipingere ritratti somiglianti, Vasari fa preciso riferimento al ritratto di Paolo III coi nipoti. È un passo che merita di essere letto. Appresso, cioè, tra le cose che deve fare, deve anche saper ritrarre le persone vive di naturale somigliando, dove abbiamo visto
ingannar molti occhi ad i nostri, come nel ritratto di Papa Paolo III, messo per vernicarsi in su un terrazzo al sole, il quale da molti che passavano veduto, credendolo vivo, gli facevano di capo che questo a scolture non veddi mai fare. Il riferimento nel passo a un tempo recente, ai nostri, al Belvedere, non lasciano dubbi sull'identificazione del ritratto, che nel 1547 era freschissimo nella memoria di Vasari. Ma ancor più sorprendente è un altro passo della lettera Varchi in cui Vasari equipara il dipingere al disegnare, essendo il dipignere disegnare, dice proprio, cioè neutralizzando in parte, perché in altri passi invece dice cose diverse, ma neutralizzando in parte alla radice la critica a Tiziano nella seconda edizione delle Vite, fondata sulla necessità di considerare separatamente i due valori. Vasari scrive molto poco del soggiorno romano del Cadorino nella prima edizione, come se 4 anni solamente non fossero bastati per elaborare quanto era accaduto, come se avesse avuto bisogno di più tempo per collegare quell'esperienza a un giudizio diverso, progressivamente sempre più critico e articolato sulla pittura veneta. Solo nella seconda edizione, e specialmente nelle aggiunte apportate al libro dopo il secondo soggiorno dell'Aretina a Venezia del 1556, questo è un altro grande argomento, ma io sono convinto che queste aggiunte siano molto importanti per capire quale sia l'ultimo pensiero di Vasari dopo quel viaggio, e tra queste aggiunte sono convinto che figuri anche il resoconto del soggiorno romano di Tiziano. In queste aggiunte Vasari chiarisce che gli esiti ultimi della pittura naturalista sono superati dall'arte manierista che, affrancandosi dal modello naturale, Vasari dice fuori dall'ordine della natura, permette all'arte di svilupparsi come un campo autonomo del sapere, seguendo dei principi e delle regole che gli sono propri. Quando dunque racconta del soggiorno romano di Tiziano nella seconda edizione, Vasari presta poca attenzione agli sviluppi della pittura naturalista delle ultime 3 decadi. Raramente si sofferma sul fatto che alcuni dipinti che pure conosceva erano su ardesia o altra pietra. Quindi l'Ecce Homo per Paolo III non sarebbe, insomma, un caso isolato. Tratta anche con molta disinvoltura, con un solo accenno che ne minimizza l'importanza, la sperimentazione tecnica sull'olio che caratterizza la permanenza a Roma di Leonardo dal 1513 al 1516. Una sperimentazione che certamente influenzò le scelte di Sebastiano, che proprio allora iniziò le sue indagini sulla pittura lapidea e murale. Per inciso, per disinnescare anche una possibile obiezione, è vero che Vasari sottolinea ampiamente l'invenzione della pittura su pietra di Sebastiano, ma è pur vero che non avrebbe potuto fare altrimenti se si considera che l'invenzione di Sebastiano era stata celebrata anche da Francesco Molsa e da Varchi, cioè 2 figure illustri vicine alla cerchia farnese da cui scaturisce la prima edizione delle Vite. Il racconto vasariano del soggiorno di Tiziano a Roma è dunque molto più che parziale, è un momento centrale della narrazione sulla pittura moderna nelle Vite, funzionale a ribadire la superiorità dell'arte manierista romana su quella naturalista nord-italiana che proprio Tiziano, col suo arrivo a Roma, aveva rimesso in discussione. A fronte di quanto detto possiamo trarre una conclusione. Non sappiamo quale fu il supporto dell'Ecce Homo destinato a Paolo III, ma è probabile che fosse una tavola su ardesia. Certo è che, se non si è d'accordo, bisogna allora spiegare per quale ragione Tiziano abbia pensato di impressionare la corte romana, di superare Sebastiano, guadagnarsi il favore degli intendenti con un dipinto devozionale di modeste dimensioni. Solo il supporto speciale di quel dipinto, per l'attenzione che richiamava verso gli aspetti tecnici della pittura a olio e per l'effetto naturalistico che permetteva di ottenere, avrebbe potuto consentire a Tiziano di scalzare Sebastiano, di affermare la superiorità della pittura veneziana su quella romana e assieme il suo primato tra i moderni. Certo, mai Tiziano avrebbe potuto immaginare che l'ultima parola sarebbe stata di Vasari, cioè del nuovo arrivato alla corte farnese, di quel giovane che gli fu affidato come guida che, cito ancora, gli tenne amorevol compagnia in menarlo a vedere le cose di Roma. Grazie. Per questa relazione brillante.
zeppo pieno di osservazioni nuovissimi, ricchissimi, dai testi, come si aspettava di qualcuno come lei che conosceva Sarri molto bene. Io spero di fare più domande quando siamo alla fine di questo convegno. Fra cui cosa furono i ritratti che Vasari ha fatto a Venezia. È sempre stato una cosa molto difficile da capire e poi molto brillante l'osservazione perché Lecce Homo non è piaciuto. Grazie. Allora, facciamo le domande dopo. Claudia, questo è come si vorrebbe fare? Sì, va bene. Ok, secondo è Andrea Donati. Tu vieni? Sì. Andrea Donati tanti anni fa nella biblioteca della Fondazione Cini e abbiamo avuto tante conversazioni molto brillanti su varie cose. Lui si è occupato dei Farnesi da una mostra del 2012, credo, che ha fatto con Lionello Puppi a Padova. Andrea ha scritto tante cose, tanti articoli, è molto bravo di scoprire cose nuove. Tra i suoi tanti scritti, io sono molto curioso di sapere e di vedere questa coppia parziale dell'amore sacro e profano di Tiziano, che è una cosa molto interessante, perché di solito questi grandi quadri molto erotici, sexy, non sono descritti nei inventari neanche copiato. Allora io posso suggerire una mostra alla Borghese con questa coppia, il quadro che ci interessa così tanto. Molto gentilmente Andrea mi ha invitato a Napoli per fare una relazione sull'impatto di Giorgione su Caravaggio. Ho imparato un po' di Ruffini oggi su questo tema, ma mi piace molto questo invito perché mi ha fatto ripensare, è una buonissima cosa di ripensare a Giorgione come influenza, perché nonostante che le storici date sono stati cattivi con lui, hanno dato poche opere, invece ha avuto un'influenza enorme su quasi ogni pittore della seconda metà del Cinquecento. Va bene, Grazie Jenny. Allora, buongiorno innanzitutto, grazie per l'invito a Claudio Srinati, a Claudia Biagini e vorrei anche ringraziare Marco Ruffini per la sua introduzione che mi aiuta tantissimo a evitare di fare approfondimenti che altrimenti ero costretto a fare. Anzi, mi complimento per l'intervento ricchissimo, molto equilibrato e che collima quasi in tutto su quello che in parte ho scritto e non ho ancora pubblicato e quindi è un quadro col quale concordo pienamente, anzi sei stato bravissimo ad entrare in tante pieghe necessarie di questa vicenda. E quindi, come diceva Jenny Henderson nella introduzione di questa mattina e come avete sentito anche da Marco Ruffini nel primo intervento, questo soggiorno di Tiziano a Roma è tutt'altro che marginale, è centralissimo nella carriera, dobbiamo usare proprio questo termine quanto mai appropriato per Tiziano, del pittore Massimo della Serenissima, un pittore che già nel 1513 è il pittore di punta della Repubblica, nonostante Bellini fosse ancora vivo, l'anziano Bellini ancora ufficialmente con in mano la Sensaria, alla quale aspirava Tiziano stesso. Le vicende del soggiorno romano non si possono capire se non partiamo dal 1543 perlomeno, è la data ufficiale che tutti conosciamo in cui Tiziano finalmente, l'avverbio non è casuale, anche per le cose che sono state dette da Ruffini e che vi dirò, finalmente raggiunge la corte del pontefice regnante di Paolo III, in quel momento una corte itinerante, perché il Papa si era recato in Emilia attraversando l'Italia centrale, passando per la via Flaminia, quindi toccando il Ducato di Urbino e risalendo attraverso la via Emilia da Rimini, quindi lungo l'asse antico consolare fino a Bologna, dove fece base lungamente, e poi finalmente raggiungendo Parma e in ultimo questo incontro di quasi una settimana a Busseto, che tutti ricorderete,
nel principio dell'estate del 43, dove le due corti, quella imperiale di Carlo V e quella del pontefice di Paolo III, si riunirono in una seduta plenaria, si potrebbe dire, ma in forma ristretta perché la tenuta dei Pallavicino non lo consentiva, quindi una scelta precisa di personaggi delle due corti, e dopodiché gli accordi diplomatici non ci furono perché c'era in ballo il Ducato di Milano, c'erano in ballo Piacenza e Parma e tante altre cose, e le due corti si divisero e ognuna tornò per la propria destinazione. Questo è diciamo, il quadro storico generale che tutti conosciamo. Il primo incontro è fissato nel 43, subentra il secondo incontro nell'autunno del 45, che termina nella diciamo tarda primavera del 46. Anche qui non abbiamo per il secondo appuntamento, quello romano, date precise dell'arrivo e della partenza di Tiziano da Roma. Sono più o meno collocabili tra l'inizio di ottobre del 45 e la fine di maggio del 46, quindi un periodo non brevissimo, ma neanche lunghissimo, tuttavia molto intenso. Al di fuori di questo quadro però storico ci sono altri problemi che dobbiamo prendere in considerazione, e cioè il primo documentato ritratto dei Farnese. Vediamo se lo porto in sequenza, passo alla terza slide. Il primo documentato ritratto farnese, che è quello di Ranuccio, cavaliere di Malta, che tutti sappiamo essere stato dipinto quando Ranuccio si trovava a Padova come studente, sotto la protezione di un tutore che era Leoni e circondato da altri personaggi della corte dei Farnese che gravitavano tra Padova, Venezia e la stessa Roma. Il giovane Ranuccio è un bambino, come vedete, il dipinto oggi si trova alla National Gallery di Washington, quindi è stato estrapolato per questioni della storia collezionistica dalla quadreria dei Farnese, che sta ancora conservata a Capodimonte, ed è finito nella sede americana. Questo dipinto si considera normalmente che sia il primo approccio di Tiziano alla corte dei Farnese, e il primo approccio storicamente studiato di Tiziano alla corte dei Farnese è stato inquadrato unicamente in questo episodio, cioè come se fossero i precettori di Ranuccio ad aver spinto Tiziano a fare il ritratto di questo giovinetto per ringraziarsi il pontefice, e di conseguenza fosse il primo tentativo di avvicinare il pittore veneziano alla corte del Papa regnante. Io non sono convinto che le cose siano esattamente così come sono state finora dette, perché mi sembra che dal punto di vista della storia di quel momento, considerando l'importanza del pontificato farnese e considerando lo svolgimento della carriera di Tiziano fino a quel momento, e in particolare il suo avvenuto incontro già di un decennio precedente con l'imperatore Carlo V, quindi il suo posizionamento dal punto di vista storico come pittore di corte imperiale, quindi di corte di Carlo V, mi sembra strano che il primo approccio con il Papa sia avvenuto unicamente attraverso il suo nipote più piccolo, uno dei suoi nipoti più piccoli, che era Ranuccio, come noi vediamo. Questo dipinto, peraltro, non è un dipinto pagato dai Farnese, ma è un dipinto offerto dai cortigiani filofarnesiani alla famiglia del pontefice. E penso che bisogna fare un passo indietro e riprendere in considerazione invece un ritratto che giace un po' negletto da più di mezzo secolo nel Palazzo Reale di Napoli, che è un dipinto appartenente alla quadreria dei Farnese. Si trova, come altre poche opere farnesiane, tuttora conservato nella quadreria di Palazzo Reale, per questioni legate alla vicenda dei Borboni di Napoli, al loro passaggio palermitano, rientro a Napoli, quindi il riordinamento della quadreria. Questo dipinto, che è un olio su tavola, è stato fino alla metà degli anni del Novecento considerato autentica opera di Tiziano, tant'è vero che fu anche partecipe della mostra di Barbantini, la prima grande mostra veneziana su Tiziano. È un dipinto che non è più stato toccato da quasi 200 anni. Ho avuto l'occasione di esaminarlo con il restauratore Ugo Variale, l'ho fatto rimuovere da parete anni fa, l'ho ripreso in considerazione e secondo me
la proposta di attribuirlo a Salviati o ad altri pittori dell'area emiliana non regge. Ovviamente è un dipinto con una patina molto ingiallita, la vernice è completamente ingiallita, la sostanza pittorica però è di grande qualità e non ho spiegato, ma lo dice già il titolo, si tratta di Pierluigi, come sapete, con un abito da cavaliere, un cappello piumato, insomma il classico cavaliere della prima metà del Rinascimento. Ora dobbiamo capire quando Tiziano può avere dipinto questo quadro, perché le fonti storiche ci dicono che gli approcci di Pierluigi Farnese con Tiziano sono avvenuti unicamente in un'occasione storica, cioè nell'incontro del 43 a Parma e Busseto. Pierluigi, per accennare brevemente al suo profilo biografico, è il figlio del Papa, di Paolo III, il quale entra nella politica diciamo del pontefice con passo lento e calcolato. Il Papa non vuole immediatamente conferire al figlio cariche e ruoli di grande prestigio, attende di compiere i passi che poi lo porteranno a diventare duca di Parma e Piacenza, che era l'obiettivo del pontefice fin dall'inizio, con molta prudenza. Tant'è vero che la carica anche di gonfaloniere della Chiesa gli viene conferita non immediatamente all'elezione del pontefice nel 1934 e che lo stessa nomina duca di Castro, che è una nomina strategica perché il figlio del pontefice doveva comunque assumere un titolo feudale, ha una serie di passaggi prima di arrivare a quella forzatissima, perché Carlo V sapete che non la voleva, di duca di Parma e Piacenza, che avviene proprio nel 46, cioè nel momento in cui Tiziano arriva, scusate, nel 45, nel momento in cui Tiziano arriva a Roma, Pierluigi se n'è già partito per la destinazione dell'Emilia. Quindi i due non si incontrano nel soggiorno romano, proprio le date non coincidono. E quindi l'incontro di Pierluigi e di Tiziano avviene non a Bologna, dove il Papa passa un paio di mesi, avviene proprio a Piacenza e Parma e poi a Busseto. Infatti bisogna ricordare che Pierluigi è stato mandato in quell'occasione dal pontefice a Genova ad incontrare l'imperatore che era arrivato in Italia e che doveva appunto raggiungere la meta finale di Busseto per questo incontro. In sostanza si doveva trattare il luogo dell'incontro delle due corti, si è molto discusso doveva farsi questo incontro e Pierluigi aveva l'incarico di convincere l'imperatore a incontrare il pontefice nel luogo che era più favorevole al Papa. La decisione di Busseto era una decisione alla fine neutrale perché non era né nel territorio diciamo voluto dal pontefice, cioè quello più prossimo ai feudi che poi sarebbero diventati farnesiani, e neanche la meta più prossima, quella che voleva forse il Carlo V, che magari era Milano, dove giocava la sua partita in casa. Tutto questo per dirvi che secondo me il dipinto che noi stiamo osservando, così brioso e così ancora fresco, dove non sono connotate in alcun modo gli attributi, non sono connotati in alcun modo gli attributi del principe, cioè non si capisce se è effettivamente duca di Parma o di Piacenza o meglio di Castro, e neanche di Camerino, non è gonfaloniere perché non c'è il gonfalone come invece si vede nel secondo ritratto, c'è un bastone di comando e c'è una spada. Ora bisogna ricordare che il Papa aveva comprato delle navi al figlio, navi genovesi. Pierluigi non è mai andato per mare a fare il capitano diciamo così, di una nave, di una flotta, però queste navi erano molto importanti perché lo posizionavano diciamo in un milieu molto preciso, che era quello dei Doria principalmente, dei Centurioni e di altre famiglie, e ovviamente lo mettevano anche a paragone con le flotte veneziane. Quindi Pierluigi per un certo periodo, quando era formalmente duca di Castro, è stato anche capitano di una flotta navale, una flotta che lui poi alla fine, proprio nel 43, vende ai Fieschi, cioè ai nemici dei Doria, anziché ai Doria. È bene tenere presente questo episodio perché siamo a ridosso della congiura dei Fieschi e Pierluigi gioca quindi su più fronti in questo momento. Il ritratto quindi, non presentando connotazione alcuna di tipo
feudale o nobiliare, ma semplicemente una generica connotazione principesca data da questo cappello piumato e dalla tradizionale formula della tenda con la colonna, il fondo un po' neutro, eccetera, ci indica che è un ritratto molto prudente, che sicuramente rispecchia il mandato che il Papa ha dato al figlio, cioè dimostrarsi come principe, ma non di sottolineare l'ambizione che il padre, cioè il pontefice, aveva nei confronti del figlio, l'ambizione dinastica che era la scalata che Paolo III voleva fare per mettere le mani definitivamente sulle due città di Parma e Piacenza, come arriverà a fare poi nel 1945. Non entro nel merito della discussione attributiva perché, avendo già pubblicato il dipinto in un articolo, magari lo lascerei per la discussione finale, ma credo che questo sia il primo approccio di Tiziano con i Farnese, avvenuto proprio in un passaggio di Pierluigi a Venezia sullo scorcio degli anni 40, quindi proprio almeno un paio di anni prima del ritratto di Ranuccio, che giustificherebbe a questo punto anche il passaggio di Tiziano con Ranuccio e il secondo dipinto, che secondo me è il secondo per la serie. E ci sono anche ragioni stilistiche, volendo, per anticipare questo quadro e per porlo in una stagione di maggiore diciamo freschezza e naturalezza, anche perché noi sappiamo da tante fonti che Pierluigi ha una sorta di mutazione fisica, è un uomo che era malato probabilmente di sifilide e negli anni proprio dal 43 in poi, dopo gli incontri di Busseto, è ripetutamente caduto malato al punto che si credeva sul punto di morire più di una volta, e questo giustifica il suo aspetto emaciato, consumato, cadaverico, che presenta nel secondo ritratto che poi vedremo. Ritornando sempre a problemi di cronologia, mi sono chiesto a lungo negli anni passati, quando ho cominciato a lavorare sul tema di Tiziano e Roma, che è un tema fecondissimo, come abbiamo già sentito dal primo intervento di Marco Ruffini, mi sono chiesto se durante tutti i mesi in cui Tiziano è stato al servizio di Paolo III e della sua corte nel 43, e voglio ricordare che l'incontro tra Tiziano e la corte del Papa avviene a Ferrara, perché c'è una piccola deviazione di Paolo III e della sua corte a Ferrara nella primavera del 43, per pochi giorni, viene ricevuto dal duca e in questo incontro avviene finalmente il congiungimento di Tiziano alla corte farnesiana. Tiziano, scendendo da Venezia lungo le valli, arriva al Po e da lì entra in contatto e formalmente si inserisce nel seguito di Paolo III Farnese. Quindi dobbiamo pensare che in quel periodo primaverile passano circa 3 mesi abbondanti, quasi 4, se consideriamo che la dipartita, cioè la fuga quasi del cardinale nipote di Alessandro Farnese da Bologna, dove nel frattempo già il Papa era partito, avviene nel mese di luglio, cioè quasi a un mese di distanza dall'incontro di Busseto, e Tiziano si sveglia una mattina all'improvviso e il suo protettore, che è il cardinale Farnese, il cardinale nipote, è già partito, non c'è più, e lui quello che si aspettava, che era finalmente il conferimento di questa abbazia per il figlio Pomponio Vecellio, non l'aveva ancora ottenuto e non aveva ottenuto nessun pagamento per il dipinto del pontefice che aveva eseguito. Gli vengono solo rimborsate le spese, come sappiamo, perché sono già stati pubblicati questi documenti, viene rimborsato delle spese di viaggio per il ritorno a Venezia, e questi sono documenti della Cancelleria Pontificia. Non c'è altro. Quindi il vero obiettivo di Paolo III per l'incontro con il Papa nel 43 era quello di ottenere una prebenda per il figlio, che significava poi di fatto un'ulteriore entrata finanziaria per lui stesso, perché non si entra nel merito, ma bisogna sapere che le finanze di Casa Vecellio sono autorevolmente e caparbiamente gestite dal capofamiglia, pater familias, che in questo caso è il pittore stesso e non dai suoi figli, da qui i contenziosi e via dicendo. Tutto questo per dire che se calcoliamo che il ritratto di Paolo III Farnese è quel capolavoro che giustamente Jenny Henderson ha sottolineato nell'introduzione e che noi tutti sappiamo, perché è veramente uno dei quadri più affascinanti della storia del Rinascimento dal punto di vista del genere ritrattistico, mi domando se
Tiziano ha veramente passato 3 mesi a dipingere solo quest'opera, che avrebbe potuto eseguire anche nell'ordine di un mese e mezzo, 2, oppure non abbia messo mano anche a qualcos'altro. E quel qualcos'altro, secondo me, invece, l'ha fatto. Cioè, penso che il ritratto del cardinale Alessandro Farnese che stiamo osservando, che è conservato a Capodimonte, sia stato eseguito in quel periodo, e per 2 ragioni. La prima è che ritengo impensabile che Tiziano, ufficialmente chiamato a corte dal Papa, ma non formalmente dal Papa, ma dal cardinale nipote, ed essendo di fatto inserito nella corte del cardinale nipote e non nella corte del pontefice in quanto pontefice e basta, quindi direttamente al servizio del cardinale nipote, non abbia fatto nulla per questo cardinale o non gli abbia portato nulla da Roma. Inoltre bisogna tenere conto che, essendo il 43 l'unico anno in cui formalmente, sappiamo dalle fonti, può aver incontrato Pierluigi Farnese, a meno che non vogliamo ritenere che quel ritratto di Pierluigi sia stato, che vi ho mostrato prima, sia stato fatto anticipatamente, quindi bisogna comunque calcolare il secondo ritratto, che è quello che si trova a Capodimonte. Quindi secondo me questo ritratto di Alessandro Farnese va collocato nel 43. Non è detto che glielo abbia consegnato per forza nel 43, ma lo deve aver impostato in quest'epoca, perché il cardinale Alessandro non si presenta esattamente dal punto di vista formale, fisionomico, l'aspetto proprio, come lo vediamo poi nel secondo ritratto, che è quello del Papa con i 2 nipoti, che tra poco esamineremo. Vorrei anche sottolineare un altro aspetto che è stato finora trascurato, che i ritratti farnesiani non hanno più le loro cornici. Ancora a Capodimonte si pensava fino a poco tempo fa che queste fossero le cornici originali, che è una corbelleria totale. Queste sono cornici del primo Novecento, che caratterizzano le tele farnese dopo una sostituzione brutale che è avvenuta ai tempi forse di Ortolani, ma non c'è documentazione, da quello che ho potuto capire, purtroppo, su questa vicenda delle cornici. Quindi bisogna anche prestare attenzione ai formati che potrebbero essere stati decurtati, ma non voglio entrare troppo nel dettaglio perché sono tutti aspetti tecnici comunque che dobbiamo tenere presente. Qui entriamo in un altro capitolo, che è quello della non tanto del ritratto del Papa, che è stato ampiamente analizzato, non mi voglio dilungare più di tanto, però vorrei osservare questo dipinto, che è illustre, giustamente illustre, straordinario, giustamente straordinario, ancora molto ben conservato, nonostante continui ad essere pulito e anche troppo. Lo vorrei osservare insieme a voi, insieme a un altro quadro, un altro ritratto, che invece non è nelle stesse condizioni qualitative e soprattutto ha goduta di poca fortuna critica, che è il ritratto di Carlo V. Questo ritratto fa parte della quadreria dei Farnese, lo sappiamo dagli inventari, è ancora conservato nella quadreria farnese, non è un dipinto in uno stato di conservazione eccezionale e non è neanche dal punto di vista qualitativo un quadro di prim'ordine, però Mariella Utili, alla quale dobbiamo le ultime più importanti schede su questi quadri farnesiani, schede perfette dal mio punto di vista, che lei ha ulteriormente perfezionato nel catalogo della mostra di Spinoza successivo, mostra di Spinoza su Tiziano che fu fatta a Napoli. Ecco, questo dipinto secondo me invece, come ha detto a suo tempo Mariella Utili, va ampiamente rivalutato ed è a tutti gli effetti secondo me un dipinto tizianesco, autografo, anche se non di prim'ordine, e sappiamo che Tiziano poteva fare delle repliche in maniera molto veloce e non necessariamente di altissimo livello qualitativo. Questo dipinto perché è così interessante? Perché è un caso unico, cioè in tutta la ritrattistica enorme che noi abbiamo di Carlo V non esiste un altro ritratto di lui vestito così in nero, con questa posizione, con questa berretta, in maniera così semplice e così umile. Non esiste infatti una versione di questo genere nella quadreria degli Asburgo di Spagna. Voi sapete benissimo che Filippo II ha creato una grande raccolta di dipinti che ritraevano i membri della sua famiglia, proprio i membri asburgici, la casa d'Austria, donne e maschi inclusi.
Ma i ritratti di Carlo V ci sono arrivati in originale o in copia in tutte le salse: Carlo V a cavallo, Carlo V con l'armatura, Carlo V con la moglie, Carlo V da solo, ma nessuno di questi Carlo V spagnole esiste in questa versione. Quindi questo quadro tizianesco di Capodimonte, cioè farnesiano, è un unicum, e dobbiamo osservare come si presenta l'imperatore, cioè in un abito nero molto dimesso. E c'è una ragione storica per spiegare tutto questo, perché sappiamo, leggendo le fonti, che Carlo V subisce una batosta che è stata quasi sfiorata dalle parole di Marco Ruffini questa mattina, nella battaglia di Algeri, cioè la costa nordafricana dell'Africa, che lui nel 1935 aveva gloriosamente conquistato, a Goletta, eccetera, eccetera. E quindi il primo passaggio trionfale di Carlo V in Italia, la risalita dell'Italia nel 1935 da Napoli, l'arrivo trionfale a Roma, la visita dei palazzi vaticani fatti in compagnia di tutti i principi e i dignitari, eccetera. Paolo III Farnese che si affretta a sistemare le stanze, come sa anche Fabrizio Biferali, perché sono cose che ha scritto lui e in parte avevo già studiato anch'io all'epoca del Covid e non ancora pubblicate. Ma insomma, tutte ste cose per dire che Carlo V dopo 10 anni subisce una batosta, perché perde Algeri e che torna di nuovo in mano musulmana, e proprio nel momento in cui sta sostanzialmente ritornando in Italia ancora una volta. E siamo nel 44. Guarda caso, quando si presenta a Milano, viene ricevuto a Milano, i milanesi accorrono a salutarlo. Tra i milanesi ci sono tantissimi napoletani, perché in quel momento c'è Alfonso D'Avalos a fare gli onori di casa, che è napoletano, che è il cugino del marchese di Pescara, ricordiamo cose che mi stanno a cuore, e quindi in qualche modo di Vittoria Colonna ancora viva, e che proprio nel 44 si trova a Ferrara e che raggiungerà la corte dell'imperatore e del Papa a Pisa, e quindi c'è tutto un incontro che avviene nel 44. Insomma, morale, Carlo V si presenta a Milano non come l'imperatore che tutti si aspettavano di trovare, un principe su un cavallo bianco vestito d'argento e oro, eccetera, come nel ritratto di Seisenegger che tutti conosciamo, ritratto copiato dallo stesso Tiziano, ma si presenta così, cioè in abito quasi luttuoso, di nero, stupendo gli astanti. Se ne parla immediatamente in giro, quindi abbiamo notizie nelle corrispondenze diplomatiche, e subito dopo, nel 44, sappiamo che il nunzio apostolico di Venezia, che in quel momento è Mignanelli, Fabio Mignanelli, manda un ritratto, non è detto di Tiziano, ma un ritratto di Carlo V. Ora, la cosa interessante qual è? Che Mignanelli prima, come poi lo stesso della casa, che subentrerà nel giro di un anno nell'incarico della Nunziatura Apostolica di Venezia, tutti e due ambivano a diventare cardinali. E il tentativo di ingraziarsi il pontefice attraverso il ritratto dell'imperatore poteva avere senso. Ora, che mandi un ritratto Mignanelli da Venezia a Roma dell'imperatore Carlo V, mi chiedo qual è il pittore veneziano che potrebbe aver fatto il ritratto di Carlo V a Venezia se non Tiziano stesso. Quindi penso che questo quadro sia entrato nella collezione Farnese proprio a seguito di questa occasione, e che non fosse un ritratto di prim'ordine è dato un po' dalle circostanze storiche. Non è una commissione diretta principesca, è un nunzio apostolico, è un quadro comunque che Tiziano mette in piedi in 448 probabilmente, perché, e soprattutto sul sentito dire, perché lui non aveva visto l'imperatore nel 44, l'aveva visto a molti anni prima, lo rivedrà, scusate, l'aveva visto nel 43, non lo rivede se non prima del 48, quindi passano alcuni anni. Quindi questo quadro penso che possa avere le caratteristiche del Carlo V del 44. In ogni caso è un documento figurativo e anche storico eccezionale, perché ci presenta Carlo V esattamente come lo videro gli italiani nel 44 a Milano e poi in Toscana, e ne parlarono tutte le corti di quel momento. È un'iconografia che poi Tiziano in qualche modo, pur rovesciata, riprenderà ovviamente in maniera qualitativamente superiore nei dipinti che fece su commissione di Carlo V stesso una volta che lo raggiunse ad Augusta nel 48, e da lì scaturisce tutta la serie dei quadri dell'imperatore singolo con la defunta imperatrice Isabella e via dicendo. Un'ultima notazione.
perché nel 43 il pontefice si presenta come lo vediamo, cioè a capo scoperto ma con la mano sulla borsa? E perché Carlo V si presenta così in nero? Sono due grandi immagini retoriche. L'imperatore da un lato mostra e ostenta umiltà nel presentarsi così in lutto dopo aver avuto una sconfitta militare grave per la cristianità, perché era una perdita importante quella dell'Algeria. E il pontefice allo stesso tempo aveva usato la stessa caratteristica nel presentarsi davanti all'imperatore nell'incontro a Borseto proprio con questa strategia del capo scoperto, cioè dell'humilitas. In fondo non voleva ostentare troppo la sua dimensione di capo temporale della cristianità. E questo espediente retorico dell'humilitas lo trovo molto interessante nel linguaggio e nella semiotica, se vogliamo usare questo termine moderno, nella semiotica del Rinascimento. Sono due grandi esempi di strategia comunicativa attraverso la pittura. Vorrei sentire anche la tua parola dopo, Claudio, su questo. Perché penso che dobbiamo ragionare anche in termini di comunicazione. I ritratti non sono qualcosa che si ammira come una Venere, come una Danae, che sono dipinti da stanza. Questi sono dipinti da parata, cioè devono rappresentare l'immagine del potere, quanto mai in questi casi, essendo i vertici del mondo dell'epoca, il mondo occidentale, abbiamo l'imperatore e abbiamo il Papa. Quindi è due grandissime personalità, stiamo parlando dei più grandi personaggi del Cinquecento, cioè dal mio punto di vista almeno è così, cioè sfido a trovare un altro papa come Paolo III e un altro imperatore come Carlo V. Sono due personaggi incredibili, con due storie totalmente diverse. Dobbiamo ricordare che Carlo V abdicherà, quindi questo ritratto così dimesso, apparentemente un rifiuto, non lo prendiamo quasi mai in considerazione noi storici tizianeschi, in realtà è un documento, dal mio punto di vista, molto importante. Andiamo verso quasi la fine di tutto questo discorso e entriamo nel cuore del famoso quadro che tutti ammiriamo e di cui tutti parliamo. Ve l'ho messo a paragone con l'altro di Jacopino del Conte, che purtroppo è scomparso. L'ha pubblicato soltanto Federico Zeri tanti anni fa e dopodiché stava nella collezione Barsanti, pare che fosse finito ad Alessandria d'Egitto, nessuno l'ha più ritrovato. Speriamo che prima o poi salti fuori. A fianco c'è il ritratto che anche Jenny Anderson ha mostrato all'inizio, che è il cuore di questo convegno, vorrei dire. Cioè Tiziano a Roma è questo quadro, cioè ci ha rappresentato la summa del potere farnesiano, il pontefice al centro seduto sulla sua scranna, e i due fratelli, Alessandro il maggiore dei maschi, Ottavio il secondogenito dei maschi, entrambi a contendersi figurativamente e anche storicamente le grazie del pontefice, succhiando quasi da lui il potere e cercando di farsi trasmettere il mandato di qualcosa. Nel caso di Alessandro Farnese dobbiamo immaginare che la sua carriera, ormai essendo di carattere ecclesiastica, fosse il simbolo della successione futura al pontificato, quindi quasi voler dire un giorno anch'io sarò papa. Nel caso di Ottavio invece è molto chiaro ed è stato ampiamente detto dalla critica che Ottavio in questo rapporto col pontefice così stretto tende a significare il suo destino di successore al ducato di Parma e Piacenza. È stato ovviamente sottolineato dagli storici che l'assenza della figura di Pierluigi Farnese in questo caso è strategica. Nel 45-46 il Papa non voleva urtare più di tanto l'imperatore, che era totalmente in disaccordo nel conferimento di Parma e Piacenza come feudo alla famiglia dei Farnese, e di conseguenza ha cercato di eliminare
da questo dipinto, che è un dipinto eminentemente di carattere politico, diplomatico, la figura del figlio che in questo momento era fisicamente a Piacenza e a Parma. Si era trasferito con la sua propria corte, quella che era stata inizialmente di Castro e poi di Camerino, e aveva portato con sé Annibal Caro, aveva portato con sé tanti altri personaggi della corte che prima gravitava a Roma, Claudio Tolomei, tanto per fare un nome illustre. Ora dobbiamo ragionare, secondo me, un po' più in dettaglio su alcuni. Innanzitutto partiamo dal confronto con Jacopino, che è molto utile a capire tante cose. Cosa c'entra Jacopino del Conte a fianco di Tiziano? Jacopino è lo stesso Vasari che ce lo racconta, aveva fama, o perlomeno questa è la fama che ci ha trasmesso Vasari, di essere stato un grande ritrattista. Di ritratti di Jacopino ce ne sono diversi, io ne ho pubblicati parecchi, veri prima di me, però non sono tanti da giustificare questa fama che gli dà Vasari. Questo ritratto, tuttavia, ci dà un'idea che forse Vasari non aveva tutti i torti ad esaltare le virtù cosiddette ritrattistiche di Jacopino. È importante osservare questo ritratto di Jacopino perché, come quello di Tiziano, è insolitamente un ritratto a figura intera, cioè noi non lo abbiamo mezzo busto, a tre quarti, no, si vede tutto. Il Papa è, a differenza del ritratto precedente a capo scoperto, vestito compiutamente come il pontefice si presentava e doveva essere, in concistoro in particolare. È seduto sulla sua Savonarola, ma anche ha il suppedaneo, cioè quella predella sulla quale poggia i piedi. Quindi ha tutti i simbolismi del pontefice sovrano spirituale e temporale, cioè colui che non tocca neanche terra, come si vede nell'iconografia paleocristiana. Il principe è invece in piedi ed è vestito da principe, esattamente come lo vediamo nell'altro ritratto, quello tizianesco, soltanto che cambiano i significati, perché mentre nel ritratto di Jacopino Ottavio Farnese è in piedi e il Papa gli rivolge un discorso quasi, perché ha la mano parlante verso di lui, quindi c'è un dialogo alla pari, non c'è un rapporto, diciamo, né drammatico né di tensione, c'è semplicemente la raffigurazione del pontefice con il suo primo nipote destinato a diventare futuro duca di Parma e Piacenza, e già in quel momento duca di Castro, perché il titolo di duca di Castro in questo momento era passato dal padre al figlio. Sullo sfondo c'è genericamente un paesaggio che ci può far pensare che ci sia Roma come sfondo, un bel tappeto orientale sotto la pedana del pontefice e quindi un ritratto da parata. I colori li possiamo indovinare, sono più o meno quelli che vediamo nell'altro dipinto. Nel quadro di Tiziano la dinamica è molto diversa. Ottavio si inchina davanti al pontefice. Io non mi ricordo un altro quadro in quest'epoca dove un principe o un nipote si inchini davanti al Papa. Soprattutto mi fa specie, cioè mi colpisce, l'idea che Ottavio sia di profilo e così tanto inchinato, proprio un gesto quasi da danza, c'è una gamba ritratta, è un vero inchino formale che si faceva andando ricevuti dal Papa. Quindi questa connotazione così formale di Ottavio, ossequioso nei confronti del pontefice, è fissata per sempre in questa immagine, perché un conto è rappresentare qualcuno in abito di principe anche in maniera inferiore. Il Papa nel quadro di Apopino sta seduto e il nipote sta in piedi e fin lì ci siamo. Ma qui è rimasta fissa nella memoria figurativa che il nipote, sì, finisco, il nipote si inchina davanti al pontefice, mentre il cardinale è defilato indietro. È un quadro molto singolare, dove Tiziano indubbiamente ha rispettato l'etichetta di corte e il mandato del pontefice, ma ha messo anche del proprio. Poi torneremo, se mi piacerebbe tornare in conversazione, non c'è tempo ora di farlo, sulla questione che ha evocato Marco Ruffini prima, su quale sia il vero ritratto posto ad asciugare per la vernice nel Belvedere. Io non credo che sia questo, ma ne riparleremo più avanti. Ho soltanto cercato di mostrare dei dipinti e dei temi che poi spero che affronteremo
più Sì. tardi. Grazie per l'attenzione. Le ringrazio per questa raffinata descrizione della committenza farnesiana. E cominciando con Parma, che è una città che amo tanto perché ho fatto il mio primo articolo sulla committenza farnesiana a Parma. Allora, e poi una relazione ricchissima di osservazioni nuove. Io non ho saputo del ritratto di Jacopino del Conti, è una cosa incredibile. E poi quando ci ha fatto vedere il ritratto di Carlo V, ho ricordato dei passi nella biografia di Carlo V, quando lui ha voluto dimenticare di essere imperatore, lasciare tutto e andare ad un monastero remoto. E lui non era qualcuno, come noi diciamo in inglese, lui era qualcuno che era pronto di rilasciarlo. E quel ritratto mi ha fatto pensare che questo momento nella sua vita, quando lui ha voluto lasciare tutto, e per quelle ragioni è nero e tutto quello. Allora c'è molto da discutere nella tua relazione. Prima vorrei anche dire che questo gruppo di saggi di Andrea, c'è uno sul ritratto di Pierluigi Farnesi, dove lui ha una documentazione molto grande sulla pittura e sul rovescio della pittura, con tutte tante cose belle. Va bene, andiamo avanti. Io vorrei introdurre qualcuno che ho conosciuto da tanto tempo, la Claudia Cerivia. È qui? Sì, sì, va bene. Io ho sempre pensato della Claudia come la regina italiana di iconografia wabughiana, perché i suoi contributi sono stati ricchissimi attraverso tanti anni. È sempre molto interessante quello che lei dice. Come voi sapete meglio di me, è una professoressa alla Sapienza e insegna curatorship, iconologia, è anche responsabile di tutti i dottorati e tante altre cose. Allora è una donna formidabile. Ma non so cosa da dire della sua relazione che è su Ovidio e Tiziano, perché non mi ha mandato un estratto. Però nel mondo inglese, sia australiano, inglese, americano, la professoressa di Oxford è molto conosciuta per ogni mostra a Washington o a Londra. Mary Beard ha messo un video della sua interpretazione più di Ovidio di Tiziano. Lei si è puntato sempre sulla violenza sessuale, se è stato intenzionale con Ovidio o con Tiziano. Non so se la regina italiana farà un'osservazione su queste cose, ma non importa. Per piacere dire il benvenuto alla Claudia. Grazie Jenny, è una ottima occasione per rincontrarci dopo qualche anno e la tua è una grande gentilezza nella tua introduzione e quindi io per non deluderti parlerò proprio di Tiziano partendo da Erwin Panofsky. Partendo da Erwin Panofsky, perché in realtà la proposta che appunto mi hanno fatto Claudia e Claudio di intervenire in questo convegno è stata proprio la proposta sulle metamorfosi. E naturalmente metamorfosi sicuramente è un mio tema, quindi con gran piacere sono qui a parlare delle metamorfosi, ma naturalmente il rapporto mirato su Tiziano. E quindi la prima cosa che ho pensato di fare è quello di fare riferimento al famoso libro di Panofsky, Problems in Tissue, Mostly Iconographic, pubblicato nel 69, subito dopo la sua morte. Panofsky era morto nel 68, nel marzo 68, quindi è stata una proprio delle sue ultime opere. E prendendo il libro che appunto ho letto anche nel passato e spesso e volentieri, mi aveva anche colpito il fatto che in questo libro Panofsky dedica l'ultimo capitolo proprio a Tiziano e Ovidio.
Dico strano perché in realtà è un capitolo dedicato a questo tema, che quindi poi è anche trasversale rispetto diciamo, alla cronologia delle opere di Tiziano. E subito inizia questo capitolo facendo dei riferimenti che mi hanno molto incuriosito e che forse nel passato non mi avevano così. E quindi una brevissima citazione, sono proprio le prime battute di questo capitolo dedicato a Tiziano e a Ovidio. Scrive Panofsky: nelle opere profane di Tiziano, sinora prese in considerazione, l'elemento mitologico, quando c'è, si limita ai personaggi e a situazioni statiche. Non si estende a eventi drammatici. Nell'amor sacro e profano, nel Baccanale degli Andri o nelle varie versioni della Venere con musicista, dei e le dee della classicità appaiono come incarnazioni di un'idea, di un principio generale e non come eroi ed eroine di una narrazione specifica. Quindi è una osservazione interessante, cioè praticamente Panofsky attribuisce o si riferisce a Tiziano e come un artista che è più, diciamo, interessato a rappresentare attraverso queste immagini il concetto che c'è in queste immagini, piuttosto che la narrazione delle Metamorfosi di Ovidio, quindi i vari racconti delle Metamorfosi di Ovidio. Di solito quando Tiziano desiderava raccontare una favola, trovava in realtà le proprie fonti proprio testuali nelle Metamorfosi di Ovidio. La favola che è la traduzione latina dal greco mythos, ma se la favola è evasione dalla realtà nel fantastico, il mito è espressione simbolica di verità di ordine naturale o morale. Quindi c'è questa piccola distinzione fra quella che è una favola e quella che è viceversa, proprio una sorta di rappresentazione significante del mito. Ovidio nell'esordio del suo poema, nelle Metamorfosi, enuncia il rapporto fra dimensione mitica e dimensione storica, fra favola, storia e conoscenza. Scrive Ovidio nel famoso passo incipitario delle Metamorfosi: l'estro mi spinge a narrare di forme mutate in corpi nuovi. O dei, seguite con favore la mia impresa e fate che il mio canto si snodi ininterrotto dalla prima origine del mondo fino ai miei tempi. In questi versi straordinari, Ovidio enuncia il percorso del poema, un percorso che investe il linguaggio che si snoda attraverso il sistema metamorfico dei racconti, mettendo immediatamente a fuoco il tema della trasformazione attraverso una forma poetica che nell'inanellare i racconti mitici rende efrasticamente in immagine il processo di mutamento dei corpi, ora in degradazione, come nel caso appunto del mito di Atteone, ora in elevazione, nel mito di Arianna e nella luminosa corona boreale, o ancora in forme di sublimazione, come ad esempio nella Metamorfosi di Adone in fiore, questo splendido dipinto appunto della flora di Poussin. Al carattere dunque fondativo del mito, quindi vedete già in queste riflessioni c'è questo interesse per un carattere fondativo e significante del mito, che in qualche modo Panofsky sicuramente aveva in qualche modo ereditato da Ernest Cassirer, il quale appunto nella introduzione al suo volume sul mito pubblicato nel 1923 nell'ambito della trilogia dedicata alla filosofia delle forme simboliche scrive: tutte le forme dell'esistenza si presentano inizialmente come avvolte nel pensiero mitico e nella fantasia mitica.
le prime fasi del pensiero filosofico mantengono ancora per molto tempo una posizione intermedia, per così dire indecisa, fra la concezione mitica e la concezione propriamente filosofica dell'origine delle cose. Nel concetto di archè si esprime in modo chiaro e significativo questo duplice rapporto. Esso segna il confine fra mito e filosofia. Esso rappresenta il punto di transizione e di indifferenza fra il concetto mitico di cominciamento e il concetto di... Ernest Cassirer è stato per Panofsky un riferimento fondamentale. Loro si sono incontrati e hanno lavorato insieme sia all'Università di Amburgo sia naturalmente ad Amburgo nel gruppo appunto warburgiano. Questo, diciamo, questa riflessione ci interessa proprio perché da una parte si può introdurre la riflessione che si può fare sulle metamorfosi di Ovidio come fonte, come riferimento della maggior parte dell'arte e della pittura a soggetto, ma con un preciso interesse che si dimostra anche nello stesso Tiziano per Ovidio e per le metamorfosi. Infatti sempre un riferimento di Panofsky a questa interpretazione del Tiziano panoschiano. Panofsky dice che in realtà il rapporto di Tiziano con Ovidio è particolare perché è caratterizzato da una intima affinità, proprio usa questi termini, una intima affinità che permise a Tiziano di interpretare i testi di Ovidio alla lettera, ma al tempo stesso liberamente, attraverso una attenzione ai dettagli e all'inventiva del poeta. Un'affinità che in realtà si estese tra appunto un'affinità che si estese anche a Filippo II, per il quale appunto ne sentiremo oggi parlare. Tiziano dipinse appunto le famose poesie, ma mentre Filippo II era interessato alla mitologia, in realtà per Tiziano, questo lo sostiene Panofsky, fu essenzialmente un interesse per Ovidio, in particolare per le metamorfosi. Quindi c'è questa diciamo, riflessione che fa abbastanza all'inizio del suo capitolo su Tiziano e Ovidio, è interessante perché mette a fuoco come le metamorfosi di Ovidio, come sappiamo peraltro nel Cinquecento, a partire dalla famosa prima edizione in volgare del 1497, ma poi nel Cinquecento sono state tantissime edizioni delle metamorfosi di Ovidio, ma per Tiziano si rivela una fonte di grandissimo interesse che si verifica già in questa una delle prime opere a soggetto mitologico derivate appunto dalle metamorfosi, ed è interessante perché in questa opera, un'opera come sappiamo precedente l'arrivo, il viaggio a Roma anche di 20 anni, ma è interessante perché rispetto a quanto appunto ho evidenziato adesso c'è questo modo in cui in realtà Tiziano mette ben in relazione i riferimenti al testo, ma proprio anche come singoli elementi e la messa in immagine. Mi spiego meglio. Queste sono riflessioni che fa Panofsky e che trovo molto interessanti. Il racconto, il mito, la favola di Baccarianna che viene narrata a Metamorfosi VIII, ma sottolinea Panofsky come per questo dipinto in realtà Tiziano ha fatto riferimento non soltanto alle metamorfosi, quindi al racconto, ma a aspetti di questo racconto
racconto trae da altre due opere di Ovidio, quindi dall'Ars Amatoria e Fasti. E in questo senso in realtà Panofsky sottolinea come ci sia stato da parte di Tiziano una capacità di fare riferimenti a aspetti diversi anche derivati da altre opere dello stesso Ovidio. Ma aspetti diversi che vogliono dire proprio due, Panofsky fa riferimento a queste due famose frasi, una tratta dall'Ars Amatoria, Dixit et curru ne tigre illa timeret desilit, cioè questa figura di Bacco che diventa una messa in immagine di questo verso dall'Ars Amatoria. E in particolare insiste Panofsky, che è interessante, come questo verbo de desilit è proprio questo Bacco che salta giù, no? Quindi c'è una rispondenza fra il passo poetico e l'artista che mette in immagine quasi il passo poetico. Lo stesso vale per quest'altro passaggio dei Fasti, a Tergo forte secutus, riferito all'episodio, come sapete, è l'episodio di Arianna che dopo essere stata abbandonata da Teseo si dispera, va a passeggiare sulla spiaggia, poi arriva a Bacco, poi di nuovo va in India, però torna dall'India e quando ritorna dall'India praticamente c'è questo riferimento che lui cerca di seguirla, no? E quindi di dirle che lui è ritornato, no? Quindi questo è molto interessante come queste piccole frammenti poi diventino un'immagine, o almeno questa è la lettura che Panofsky fa, che io ho trovato molto interessante non solo per il rapporto parola-immagine, ma interessante perché mette in evidenza, in questo caso specifico, e non è un caso, mette in evidenza che cosa? Il movimento di queste figure, un movimento molto vivace, sia da parte di Bacco sia da parte di Arianna. E questo perché insomma, mi interessa sottolinearlo. Siamo nel 23, quindi abbastanza presto, ma evidentemente Tiziano aveva già un grande interesse per queste immagini in movimento. Se vogliamo, già nell'Orfeo ed Euridice dell'Accademia Carrara di Bergamo, anche qui abbiamo, certo sì, sono due figure che stanno correndo, però c'è questo interesse per questa tipologia del movimento delle gambe e delle braccia. Un interesse che poi diventerà ancora più forte quando arriviamo negli anni 50-52 con la Santa Margherita dell'Escorial e poi ancora di più con 1576 con la Santa Margherita del Prado. E come vediamo qui molto più formale è la Santa Margherita del 52, molto più con questa veste, no? Molto movimentata, la Margherita del Prado. Quindi riflessioni in qualche modo fatto leggendo queste notazioni sul fatto di un Tiziano comunque con un grande interesse fin da un'età abbastanza giovanile, ma che poi si è sviluppato per il movimento dei personaggi, per il panneggio, per la gestualità. Si potrà dire sì, forse era ovvio che fosse così, però la cosa è abbastanza interessante perché c'è poi da dire che l'elemento che poi diventa determinante naturalmente è quello che poi sarà dopo l'arrivo a Roma e quindi l'osservazione naturalmente dei modelli classici. Un'osservazione che comunque Panofsky mette già in evidenza per quanto riguarda il sarcofago di Oreste del Laterano, per queste figure, non so come indicare, forse così? Sì, ecco.
questa figura. Qui in particolare Panofsky fa questa considerazione che c'è proprio questa posizione del braccio con questo panneggio che esalta ancora di più questo movimento e che quindi con una rispondenza abbastanza interessante. Alla 1545, quindi Tiziano a Roma, committenza Farnese, come sappiamo. La cosa interessante è che su questa opera in particolare c'è un piccolo riferimento che forse io ho anche un po' più sottolineato nella mia riflessione, che questa opera è come un po' una ultima o un esempio ancora di quelle immagini, di quelle rappresentazioni, di quei dipinti di Tiziano che ho mostrato anche prima, di queste immagini che, come diceva appunto Panofsky, sono piuttosto concetti, ma idee, no? Rappresentazioni di idee, di concetti piuttosto che di storie e di favole. In fondo anche la Danae di Capodimonte è diciamo, rappresenta poca storia, poco racconto, è più una figura che esprime un concetto, se non altro questo concetto di questo diciamo, aspetto erotico, sessuale molto, molto sottolineato. Ed è interessante perché è una problematica che non è in realtà stata così confermata. Allora, una problematica è questa. Come mai qui Tiziano fa una rappresentazione che è più di idea che di narrazione? Beh, innanzitutto perché appunto il mito di Danae è un mito di, appunto, come sappiamo, Acrisio che chiude la figlia in una torre perché era stato predetto che il suo nipote l'avrebbe ucciso, eccetera. Ma in realtà non c'è una scarsissima tradizione iconografica su questo tema. C'era di più appunto nell'ambito miniaturistico, come nel caso di questo manoscritto dell'Histoire Troyenne, però è abbastanza poco diffuso. Quindi Tiziano fa questa rappresentazione di questo mito, non la racconta, ma dà questa immagine, che è un'immagine che esprime un concetto, un'idea e anche comunica un aspetto, diciamo, erotico abbastanza. L'opera di Tiziano è forse quella più debitrice al dipinto di Correggio, e su questa possibilità che Tiziano potesse aver visto l'opera di Correggio, si fosse anche in qualche modo ispirato a Correggio, visto la mancanza in qualche modo per il mito di un racconto. Su questo diciamo la critica mi sembra poco diciamo considerato questo aspetto, perché non c'è una documentazione precisa di questo incontro, ma in realtà un incontro sicuramente c'è stato alla corte di Gonzaga, perché Federico II Gonzaga aveva avuto molti rapporti e Tiziano aveva avuto rapporti naturalmente con Carlo V, è presente anche all'incoronazione del 30 a Bologna, quando proprio Federico II Gonzaga farà omaggio all'imperatore dei famosi dipinti di Correggio, dei 4 dipinti di Correggio, e quindi evidentemente in quel torno di anni 30, 33, 34 sono anni in cui Tiziano può aver avuto questo rapporto così preciso. Ed è interessante perché tra l'altro questo è un dipinto che poi, come quello che farà Tiziano, è molto concentrato proprio sull'evento, la nuvola con la pioggia d'oro di Giove che feconda appunto Danae, però Correggio inserisce qui, e si vede appena, questa
un po' la torre dove appunto Danae era stata imprigionata. Tiziano invece elimina anche la torre, perché con la torre qui vediamo una colonna ma che fa parte di questo ambiente e poi un piccolo paesaggio. Invece c'è il famoso Cupido che naturalmente è un segno del rapporto e della presenza di Tiziano a Roma, ma è interessante perché c'è anche nelle Metamorfosi di Ovidio una descrizione di questo Cupido, ed opponendovi il ginocchio curvò il flessibile corno. Quindi Tiziano potrebbe anche aver fatto riferimento al testo e averlo riportato in questo Cupido che caratterizza appunto il suo dipinto. Ancora qualche considerazione per quanto riguarda naturalmente questo riferimento all'antico, che era abbastanza ovvio per Tiziano a Roma, ma comunque come Tiziano poi abbia in qualche modo avuto un'attenzione sull'antico, per Panofsky è anche molto legato naturalmente diciamo all'interesse di Warburg per l'antico, al tema della sopravvivenza dell'antico, questo famoso concetto del Nachleben der Antike, che peraltro qui proprio sono riferimenti molto precisi. Questo per Warburg, Nachleben der Antike trovava nelle Metamorfosi di Ovidio una fonte di ricerca fondamentale per il valore originario dei miti come precognazioni anticheggianti, naturalmente definizioni warburgiane, di concetti che costituiscono le radici del linguaggio mimico del primitivismo appassionato fra il trasporto passionale nella vita erotica e cultuale e un'autoconsapevolezza lirico-sentimentale. E qui è interessante vedere come questa riflessione sull'antico è una riflessione non soltanto di modello, non soltanto un aspetto estetico, ma una riflessione di tipo concettuale. E naturalmente questo è un aspetto che sicuramente interessava il Panofsky che legge Tiziano, ma evidentemente era anche un aspetto di Tiziano che era molto interessato a cogliere nei modelli il senso, come anche la traduzione dei testi in immagine. Quindi non soltanto un discorso che potremmo oggi definire anche di tipo strettamente iconografico, ma un discorso molto più iconologico, se vogliamo usare questo termine, cioè di senso, di significato delle immagini. La Danae del 54, che appunto viene descritta come un'opera sicuramente molto più, sì, anche per certi versi un po' più figurativa, ma molto erotica, dato da un erotismo diverso dall'erotismo del lenzuolo ciancicato, di questa della vecchia che cerca di raccogliere il denaro, quindi è molto diverso come diciamo messaggio che vuole dare Tiziano. Però c'è da dire, scusate, c'è da dire che quest'opera è a questa data, corrisponde con la famosa lettera di cui non so se qui ho scritto, sì, lettera di Tiziano a Filippo II, in cui appunto molto famosa, perché la Danae che io mandai già, vostra maestà, si vedeva tutta dalla parte dinanzi, quindi di nuovo questa riflessione di Tiziano sulla modalità di rappresentazione. Si vedeva tutta dalla parte dinanzi. Ho voluto in quest'altra poesia, questa che poi appunto esegue di Venere Adone del Prado di Madrid,
in quest'altra poesia variare e farle mostrare la contraria parte a ciò che riesca il camerino, dove hanno da stare più grazioso alla vista. Tosto le manderò la poesia di Perseo e Andromeda, che avrà un'altra vista diversa da queste. E qui c'è questo interesse, perché evidentemente Filippo II era il suo interlocutore, col quale appunto anche discutevano di come rappresentare e dove l'opera potesse poi andare. In questo caso era la necessità di fare la figura davanti e dietro e poi che potesse stare bene nel camerino. Si colgono in queste, naturalmente, la corrispondenza, come sappiamo, è sempre molto interessante perché coglie degli aspetti che in qualche modo poi noi possiamo anche ritrovare nelle stesse opere. E quindi riflessioni su di Venere e Adone. A Venere, sul mito di Adone, e in particolare la nascita di Adone, abbiamo quest'opera del Museo Civico di Padova, un'opera naturalmente molto giovanile, quindi la nascita di Adone e quindi un po' la storia che qui viene riassunta brevemente in questa immagine negli episodi, vale a dire la nascita di Adone come frutto di questa unione fra Mirra e Cinira, e che vediamo qua. Sono molto chiare queste immagini di dolce, immagini interessanti perché l'edizione di Dolce è l'edizione del 1553 e poi appunto abbiamo gli episodi, naturalmente Cinira che insegue la figlia, la nascita di Adone e poi Adone e Venere. Come sappiamo appunto Venere si innamora improvvisamente della bellezza di Adone e qui brevemente Dolce ha riunito questi 3 episodi. Ha riunito questi 3 episodi, ma scusate, nel 10° libro, che peraltro è un libro tutto dedicato ai grandi amori, perché nel 10° libro Ovidio narra del mito di Orfeo ed Euridice, di Apollo e Ciparisso, di Giove e Ganimede, di Apollo e Giacinto e di Mirra Cinira, che poi questo episodio si inserisce nel racconto di Atalante e di Ipomene. Quindi è un libro molto molto dedicato agli amori. Dicevo quindi che nel 10° libro delle Metamorfosi Ovidio si sofferma sulla nascita di Adone, sull'innamoramento di Venere, colpito dalla sua bellezza, e sui rischi di Adone, esposto alla violenza dei cinghiali, introducendo così il tema della caccia. Sul tema della caccia, per il mito di Venere e Adone è stato fatto, c'è una letteratura molto ampia, con interpretazioni proprio anche della contrapposizione fra la caccia e l'amore, l'eros e invece la vita attiva. Quindi si è stato fatto molto attenzione su questo aspetto. Ma scusate, c'ho un po' di mal di gola, quindi ogni tanto. Ma in ogni caso questo rapporto con il tema della caccia è interessante perché poi naturalmente incide anche sulle rappresentazioni particolari di Tiziano. Ma la produzione artistica fino all'antichità, generalmente con riferimento al poema ovidiano, mette in immagine in questi episodi con una particolare preferenza per il tema dell'amore, soprattutto nella produzione pittorica del XVI secolo. Basti menzionare i superbi dipinti di Tiziano, di Tintoretto e naturalmente di Veronese. Il dipinto di Veronese, che questo si conserva sì, a Madrid, sembra rappresentare proprio il momento dell'innamoramento di Venere, quando, dopo essere stata colpita involontariamente dalla freccia di Cupido, suo figlio, resta incantata dalla bellezza di Adone e lo invita a sdraiarsi sotto l'ombra di un pioppo, dicendo: «Ho voglia di riposarmi qui con te», stringendosi al giovane, che, adagiandosi sull'erba per terra, col capo, si era appoggiato sul suo petto, mentre Venere dava inizio al racconto di Ippomene e Atalanta, inserendo ogni tanto baci
fra le parole. Questo è quanto appunto descrive Ovidio nel 10° libro. Ammonito poi successivamente Adone sui rischi della caccia, Venere parte sul carro trainato dai cigni. Su questo aspetto specifico c'è molta una discussione se Venere avvisa Adone e poi tranquillamente parte con il suo carro, oppure se Venere cerca di trattenere Adone per non farlo andare a caccia, ed è questo il tema che Tiziano in qualche modo coglie. Quanto ci sia questa doppia possibilità, naturalmente da una parte i testi fanno riferimento a Adone che invece segue il consiglio di Venere, altri che viceversa non segue il consiglio di Venere. Qui Tiziano ha scelto questo aspetto, che è un aspetto sicuramente molto interessante per 2 motivi. Uno, per questo interesse che abbiamo detto di Tiziano per il movimento, queste figure che sono veramente in contrasto fra di loro, un movimento che è molto esaltato. Poi si può dire che il Cupido che sta dietro è un Cupido addormentato e che quindi prevale il tema della caccia. Però io credo che sia interessante riflettere sull'una e l'altra cosa. Sicuramente qui il rapporto molto interessante è quello molto noto invece della ripresa, della volontà di voler rappresentare la donna nuda da dietro, con riferimenti ancora già a Correggio. Questo è uno dei dipinti che dipinge, sempre commissionati da Federico II Gonzaga per Carlo V, e anche qui vediamo che c'è una analogia che non è molto sottolineata generalmente, ma addirittura proprio con questo dettaglio del piede e con naturalmente la posizione delle braccia, eccetera. Questo è ancora più esaltato nel caso di Correggio, perché il volto di Io è verso la nuvola, viceversa questo naturalmente della figura di Venere è verso naturalmente Adone. Però il riferimento che è stato fatto naturalmente al letto di Policleto, ma perché è uno dei famosissimi modelli ancora comunque che si possono osservare di questa figura di donna di spalle. Però non sappiamo se i modelli antichi possono essere stati osservati. Sicuramente in ogni caso l'antichità per Tiziano a Roma è stato diciamo, sicuramente molto importante, legandosi a mio avviso con questo suo interesse per il movimento, un movimento delle figure, una dinamica delle storie e delle immagini. Modelli che anche più contemporanei, come è noto, Tiziano a Roma avrà sicuramente visto o potrà aver visto naturalmente la Loggia di Amore e Psiche, e quindi questo tema di questi modelli all'antica erano già presenti, e quindi non meraviglierebbe che naturalmente Tiziano fosse stato anche in qualche modo interessato a guardare questi capolavori quando appunto è venuto a Roma. Il tema infine del lamento è un tema che poi ha una certa interesse all'interno della descrizione del mito da parte di Ovidio. Viene messo
messo in evidenza e diventa l'oggetto di una serie di rappresentazioni. In particolare è interessante questo riferimento che troviamo in Cicerone da Sermoneta, è un palazzo Orsini di Monterotondo dedicato al tema di Adone, in cui appunto abbiamo il carro di Venere che arriva, Venere che poi scende, vede Adone già morto, ma più diciamo interessante, più di movimento sicuramente poi è la lettura che darà Domenichino a Palazzo Farnese. Finito? Sì. Dunque no, quindi no, volevo semplicemente solo concludere. Nel 10° libro delle Metamorfosi, quindi il libro in cui appunto si descrive il mito di Venere Adone, Ovidio riserva pochi versi al lamento funebre. Subito dopo lo sconvolgimento di Venere di fronte all'improvvisa scoperta del corpo senza vita di Adone, così scrive Ovidio: un ricordo del mio lutto, o Adone, rimarrà in eterno. Ogni anno si ripeterà la scena della tua morte a imitazione del mio cordoglio, e il sangue sarà mutato in un fiore. Detto questo, versò nettare odoroso sul sangue, e dal sangue spuntò un fiore. È un fiore che dura poco, è fragile per troppa leggerezza, deve il suo nome al vento, ne anemos, e proprio il vento ne disperde le ali. Ed è interessante come questo tema del lamento diventerà poi uno dei temi più rappresentati nella pittura di fine 5 e seicentesca, come nel caso di questo dipinto di Nicolas Poussin, che insiste molto su questa partecipazione del lamento sulla morte di Adone anche di altri personaggi, dei puttini, degli angeli, quindi con una esaltazione dell'elemento del lamento. Probabilmente perché in effetti una dinamica del dolore nel lamento, che deriva appunto dai modelli letterari e figurativi antichi, però si riattiva in una certa vitalità scenica che introduce e caratterizza quello che poi diventerà il linguaggio teatrale barocco. E in proposito, per esempio, l'interesse su questi temi e proprio naturalmente sull'Adone, sul lamento sulla morte di Adone nel Seicento è derivato proprio anche da questa enfasi barocca, sia in pittura, sia in letteratura, sia naturalmente nel teatro. Vi ringrazio. La sua relazione mi ha fatto ricordare una visita che io ho fatto a Panofsky da ragazza, tanti anni fa. E allora il mio maestro, Charles Mitchell, mi ha portato a Princeton. Siamo andati nella casa di Panofsky e Charles, che era un valboghiano come lei, e Charles aveva la maniera di fare le domande molto spiritose. Gli ha detto, ma Pan, perché l'abbiamo chiamato Pan, Tiziano fu veramente erudito. La maniera di farlo ha detto quasi che non era. E invece Pan ha detto, sì, ha saputo latino benissimo. Una cosa che credo che non più pensiamo. E allora io stavo facendo una tesi su Giorgione e ho domandato, ma è Giorgione troppo difficile come soggetto? Non si saprà mai. Allora, grazie per questa bellissima relazione. Io credo che i primi 3 che l'abbiamo sentito oggi sarà un convegno molto importante su un soggetto che è stato un negletto, e se potrei suggerire che questa è Venezia vista da Roma. Grazie.